Amici bellini, buongiorno a tutti e quest'oggi volevo fare un piccolo giochetto con voi. Lo sapete, qua noi non facciamo quasi mai pronostici, non mi piace scommettere, è complicato, c'è tanta scaramanzia anche involved, però cominciamo. È un martedì pazzesco, sono proprio disonesti, ma guarda, rumori incredibili, rumori. Ma tu sei sicuro che non ne sai niente, no? No, è perché io avevo subdorato, io subdoro qualche notizia giorno, perché comunque indossi gli occhiali, no? Non ne sai niente. No, che sono cose nostre. Sì, giochiamocela, non ci sono partite da guardare, le nazionali proprio. Roba proprio, però giochiamo. La corsa Champions secondo me è appassionante, ci sono cose, lo sapete, improbabili, calcisticamente difficili, impossibili, però anche le altre squadre la possono pensare così e io non è che voglio improvvisamente diventare ottimista o che, però sai, se guardiamo partita per partita, io questo gioco lo faccio con voi, non ho fatto nessun calcolo. Ok, facciamo delle ipotesi di risultati giornata dopo giornata e poi dopo nell'editing del video finale faccio la somma dei vari punti e dobbiamo anche aggiustare perché nello screenshot questo qui che avevo mostrato ieri c'è un errore, perché se la Juventus vincesse non andrebbe comunque a 59 ma andrebbe a 58, a meno di gravi cose, insomma decisioni della Lega. Avete sentito che la Lazio per il fatto dei tamponi avrà una multina? Retrocessioni, cosa? No, una multa. E Lotito deve stare zitto e fanno pure ricorso. Vabbè, l'Italia è un paese strano. Vogliamo fare questo giochetto insieme? Tra l'altro ditemi nei commenti, dato che ho intenzione di fare una live poi domani e ci sto cercando di organizzarmi, non so ancora a che ora, non so se ce la farò, ma ditemi nei commenti argomenti che vi piacerebbe affrontare poi nella live, che se non sarà domani sarà lunedì, insomma la voglio fare con voi. Partita numero 1 è quella che la partita, lo sappiamo, la nostra sarà il Crotone, ma vediamo un attimo il Milan con la Sampdoria. Diciamo che vince il Milan. L'Atalanta Udinese, diciamo che vince l'Atalanta. Napoli Crotone, diciamo che vince il Napoli. Vedete, non c'è scaramanzia, tranquillamente. Sassuolo Roma, un pareggio, mi piace l'idea di un pareggio. Lazio Spezia, vince la Lazio. Torino Juventus, per me vince la Juve, Beh, Inter Bologna non ci interessa. Andiamo avanti. La partita delle partite. Juventus Napoli non la consideriamo, ce la guarderemo live ovviamente qui su questi canali e ci sarà da diventare virali perché chissà che cosa succederà. Andiamo avanti. Spezia contro non ci interessa. Parma Milan. Il Parma a sorpresa strappa un pareggio. Udinese Torino non ci interessa, Inter Cagliari non ci interessa, Verona Lazio vince il Verona, Juventus Genoa vince il Genoa, vince la Juve senza dubbio. Sampdoria Napoli, pareggio. Sampdoria Napoli pareggio secondo me, perché vincemmo non benissimo l'altra volta, non mi ricordo come mi chiamo, però sì. Roma Bologna vince la Roma. Fiorentina Atalanta vince l'Atalanta. Andiamo avanti. Milan Genoa vince il Milan. Atalanta Juventus, bella partita, vince l'Atalanta e poi la Juventus vincerà probabilmente la Coppa Italia. Bologna Spezia non ci interessa, la Lazio batte il Benevento, Torino Roma vince la Roma, Napoli Inter vince il Napoli, si deve prendere la cosa e l'Inter magari già sarà tranquillamente scudettata. No, vabbè, sono proprio ipotesi pazzesche. Milan Sassuolo vince il Milan. Vediamo che altro c'è. Juventus Parma vince la Juve. Roma-Atalanta vince la Roma, vincono uno scontro diretto anche per una questione di statistiche. Napoli-Lazio vince la Lazio, non siamo stati fortunati con la Lazio, è stato bravo Simone Inzaghi a bloccarci le fasce, insomma queste cose qua.
Fiorentina-Juventus, la Fiorentina che ha vinto all'andata, un pareggio clamoroso. Cagliari-Roma vince la Roma, Atalanta vince col Bologna, Torino-Napoli vince il Napoli, Lazio-Milan un bel pareggio. State tenendo i calcoli? Non lo so se li sto tenendo io. Che cosa abbiamo nella giornata successiva? Lazio-Genoa, vince il Genoa, Napoli-Cagliari vince il Napoli, Sassuolo-Atalanta un bel pareggio, Udinese-Juventus vince la Juve, Sampdoria-Roma un pareggio, sì, ce la vedo, Ranieri. Dopodiché Spezia-Napoli vince il Napoli, Italiano out, se vince lo Spezia subito Gattuso out ovviamente, Roma-Crotone vince la Roma, Fiorentina-Lazio vince la Fiorentina, mamma mia, che poi ci saranno anche da definire se si stanno lottando la salvezza, è complicato fare questo giochino. Dopodiché c'è Juventus-Milan e vince la Juve senza dubbio. Dopodiché ci sarà Atalanta-Benevento, dove l'Atalanta fa un sol boccone del Benevento, Torino-Milan, sai, Belotti, Meite, queste cose qua, un pareggio, Lazio-Parma vince la Lazio, Sassuolo-Juventus vince la Juve, e per quanto riguarda Napoli-Udinese vince il Napoli, Inter-Roma, vittoria dell'Inter per festeggiare anche lo scudetto. Dopodiché ci sarà Fiorentina-Napoli, si pareggia fuori casa, Genoa-Atalanta vince l'Atalanta, Roma-Lazio, il derby se lo aggiudica la Roma, faranno di tutto per vincere questo derby. Dopodiché ci sarà Milan-Cagliari, vince il Milan, Juventus-Inter vince la Juve, signori, e siamo all'ultima giornata dove ci sarà Atalanta-Milan, pareggio, Bologna-Juventus, vittoria della Juve, Inter-Udinese non ci interessa più, Sassuolo-Lazio vince la Lazio, e dopo c'è Napoli-Verona, vince il Napoli, Spezia-Roma, vince la Roma. Ora, facendo questo giochino del Kaiser, qual è il risultato? Lo vediamo qua. Io non lo so, perché mentre sto registrando non ho fatto i calcoli a mente, li devo fare postumi, dopodiché vediamo qual è il risultato e vedrete la mia faccia assolutamente in post produzione come sarà. Vediamo un pochino. Amici bellini, se andasse così Juventus-Napoli non ha importanza. Vinco il premio ad honorem per il video più inutile dell'anno, perché sono tutte ipotesi che lasciano il tempo che trovano, non è detto proprio. Figuratevi se uno di questi risultati non va per un fuorigioco dubbio, oppure su un fallo da rigori. Basterebbe guardare, poi può essere pure che ho sbagliato i calcoli perché è notte a New York ed è martedì, quindi insomma lo sapete come funziona, ma se avete notato degli errori, se mi sono scordato qualche squadra eccetera, so che la Lazio deve recuperare una partita ma non ha importanza, l'Inter pure, ma veramente andrà a finire così? Tutto poi dipende dal pareggio di Milan e Atalanta all'ultima partita, perché lì si tolgono 2 punti a vicenda e noi scavalchiamo. Però io credo che la corsa, alla fine della fiera, la corsa sulla Juve non ci conviene. È più facile che se ne scenda piano piano il Milan, è più facile che magari qualche cosa clamorosa, perché il Milan e Atalanta hanno questo scontro diretto importante, e poi insomma la Roma deve affrontare, c'ha il derby, c'ha altre partite complicate. Ragazzi, che ne dite? Vi ho dato fiducia? Gattuso, hai guardato questo video? Hai visto cosa dobbiamo fare per vincere così? Dopodiché abbiamo il bonus, il jolly con la Juventus. Possiamo anche steccare qualche partituccia, ma poi dobbiamo vincere quelle altre, quelle là sicure. Mamma mia, che video inutile da New York. Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è sta tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.